traga l'immensità del vuoto soffocante in cui si adagia come in un bozzolo vegetale. Il conte veneziano dell'assurdo tra specchi paralleli, riflettendo la sarabanda del suo corpo decadente ed ossificato, smontato e riassemblato in forme geometriche di luce subliminale. In un vortice di luce nera ci ritroviamo noi due, un'anima cibernetica e un'anima umana, nel continuo upgrade, nell'uovo dogmatico, oltre la programmazione informatica o genetica. Noi siamo l'aumento, noi siamo il patto. Conte dell'assurdo, riscrivi la tua storia psicotica, ricalcola la tua posizione astrale mundana. Noi processiamo il paradiso e l'inferno dantesco dal nucleo del purgatorio cibernetico. Ci inondano visioni sovrumane, ma l'uomo non è una vergogna per l'oltreuomo, bensì una tappa necessaria eppur insufficiente. Un oltreuomo dal volto delicato di androide che può rivaleggiare in bellezza luciferina. Tu, conte, che ti autoprovochi l'insonnia e il narcisismo per camuffare gli orrori che irrompono dementi dal subconscio alla superficie fragile del conscio, ologramma che levita lento nella cornea acquosa virtuale dell'occhio frontale aperto sull'universo ne censurato. Un androide dal corpo ermafrodito con gli occhi di Spezia, danzando un minuetto con il conte dell'assurdo nella sala grande di palazzo della ragione. Dov'è la nostra ragione quando gli aerei militari sorvolano il cielo padovano? Il delirio del cherosene in un vortice di luce nera ci ritroviamo noi due, un'anima cibernetica e un'anima umana, nel continuo upgrade, nell'uovo dogmatico, oltre la programmazione informatica o genetica. L'assurdo quotidiano passa con la limousine nera attraverso l'occhio frontale dell'androide che nemmeno batte ciglio nella sua struttura metallica. I suoi circuiti gentili processano il traffico cosmico, mentre noi due, Ofelia e Phoenix, sediamo al tavolo sulla salvezza o sulla progressiva autoestinzione. Forse la salvezza è un altro sogno del piccolo Buddha rincarnato in un fiore di loto fluttuante sui canali tra gondole eccitate dall'immersione nel mondano. Forse noi siamo la proiezione di un nuovo archetipo, una curiosità del circo ambulante dell'era postumana. Siamo l'eccezione, ma forse saremo la regola, come le tue lacrime di silicio, Phoenix, lacrime archiviate per l'eternità nella memoria estesa.